Buongiorno carissimi amici e bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. In studio oggi Martina Reolon, siamo venerdì 8 ottobre. Il Corriere delle Alpi apre oggi con una notizia, il caso che riguarda i fondi di confine. Nel titolo si legge: grana sui fondi di confine, sindaci esclusi in rivolta, 21 comuni senza le entrate extra verso il ricorso per spalmare gli aiuti sull'intera provincia. Vendramini, sindaco di Ponte nelle Alpi, dice che si tratta di una battaglia di giustizia. Per Padrin lo squilibrio c'è, ma cambiare schema è complicato. E andiamo appunto a pagina 15 per leggere per approfondire questa notizia, per leggere l'articolo che porta la firma di Irene Aliprandi. Andiamo quindi a pagina 15. I fondi straordinari spaccano i sindaci, i comuni esclusi pensano a un ricorso. Vendramini appunto dice, leggevamo prima, la nostra sarà una giusta battaglia. Un ricorso contro le disparità create dai fondi straordinari. È sempre più tesa la situazione nei 21 comuni della provincia esclusi dal fondo dei comuni di confine, dal fondo Letta e dai fondi per le aree interne, misure nate per sostenere territori svantaggiati rivelatisi preziosissimi, ma anche un'arma a doppio taglio, perché negli anni hanno spostato il perimetro dei privilegi lasciando una parte di provincia fuori da ogni beneficio. La politica bellunese ne è consapevole da tempo e per questo sono nati i progetti d'area vasta e gli ambiti ottimali, che però non livellano le sperequazioni e spesso diventano motivo di discordia tra i sindaci. Come se non bastasse, troppi soldi sono fermi da anni per l'incapacità dei comuni beneficiari di spenderli. Tutto questo ha fatto lievitare il livello del malcontento, che sta diventando esplosivo, e più di un sindaco tra quelli esclusi inizia a dubitare della legittimità costituzionale di questi fondi. C'è infatti un confronto in atto tra i 21 comuni cosiddetti di terza fascia, ormai riuniti in una rete, tra i quali sta maturando l'idea di passare all'azione, appunto facendo un ricorso. Tra questi c'è il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, che dice che si intende attuare tutte le azioni necessarie per accendere l'attenzione su questo problema e intraprendere una giusta battaglia. Il sindaco di Alano di Piave, Serenella Bogana, vive nella stessa situazione e si infiamma ricordando una riunione in cui i fondi sono stati estesi a tutti i comuni per aiutarli ad affrontare la pandemia. Nei comuni turistici c'è un problema in più, come spiega il sindaco di Borca di Cadore, Bortolo Sala. Noi siamo esclusi da tutti i fondi straordinari e in più dobbiamo versare al fondo perequativo dello Stato il 64% dell'IMU. Borca non riceve alcun trasferimento governativo e per di più versa allo Stato 870.000 euro all'anno. Appunto c'è poi anche una dichiarazione del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Tra i 62 comuni della provincia di Belluno sono 21 quelli esclusi da ogni finanziamento straordinario, che si tratta appunto dei fondi di confine, Fondo Letta e aree interne. I 21 comuni esclusi sono Borgo Valbelluna, Calalzo, Fonzaso, Lozzo, Pedavena, Querovas, San Gregorio, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo e Val di Zoldo in seconda fascia. Alano, Belluno, Borca, Cibiana, Limana, Ponte nelle Alpi, Valle, Vodo e Zopè di terza fascia. I fondi di area vasta vanno bene, dice Camillo De Pellegrin, ma sono una parte residuale e il risultato è ancora troppo lontano. C'è poi un altro articolo che riporta le dichiarazioni del presidente della provincia, Roberto Padrin, che dice appunto che Palazzo Piloni è in prima linea, ma cambiare le finalità è difficile. Bonde e De Mene, che dal canto loro ricordano che è stato ampliato l'ambito di alcuni progetti, l'obiettivo futuro è favorire l'intero territorio bellunese, e c'è questo ulteriore approfondimento di Irene Aliprandi. Andiamo avanti nella lettura del Corriere delle Alpi. Leggiamo un altro articolo relativo a una notizia che era emersa nei giorni scorsi, siamo a pagina 17. È stato licenziato alla Epta Costan di Limana il caporeparto finito a processo. È accusato di stalking e violenza sessuale su un'operaia. Il suo avvocato ha fatto ricorso contro il provvedimento dell'azienda. L'articolo è di Gigi Sosso. Il caporeparto, come dicevamo, è una notizia
che risale ai giorni scorsi, il caporeparto è stato licenziato, mandato a processo per atti persecutori e violenza sessuale nei confronti di un'operaia, ha ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa dall'azienda, la Epta Costan di Limana. L'avvocato Pierluigi Cesa, che lo difende anche nel settore penale, ha impugnato il provvedimento immediatamente esecutivo. Già nei prossimi giorni ci sarà un'udienza davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Belluno. Il ricorso punta a far dichiarare illegittimo il licenziamento scattato lo scorso 29 settembre con effetto immediato. L'articolo che è di Paola Delanese è accompagnato anche da una riflessione della FIOM CGIL, del sindacato, che dice che le donne spesso sono discriminate e le aziende devono vigilare. Il segretario della FIOM CGIL, Stefano Bona, conosce bene la vicenda che riguarda la dipendente dell'azienda di Limana, visto che la donna si è rivolta proprio alla FIOM per raccontare quello che le stava accadendo. Noi abbiamo raccolto la sua denuncia, ricorda Bona, e ci siamo rivolti alla consigliera di parità. Abbiamo segnalato il caso all'azienda chiedendo di mettere in luce e di mettere in sicurezza la lavoratrice, allontanandola dal reparto dove sarebbero avvenuti i fatti da lei denunciati e tenendola lontana così dalla persona che le dava fastidio. Noi come sindacato continuiamo a seguire la lavoratrice, che è molto provata psicologicamente, e dice appunto ancora Stefano Bona, segretario della FIOM. Andiamo avanti e cambiamo argomento sull'anniversario del Vajont, con le celebrazioni ufficiali di domani andremo a leggere dopo sul Gazzettino. Ci spostiamo a pagina 22, è un articolo che riguarda Feltre, in particolare i programmi del comune per il periodo natalizio. Animazioni natalizie, si legge nel titolo, luci, tante iniziative, ci sarà il mercatino, l'amministrazione getta le basi per le festività invernali, ci sarà un avviso pubblico per raccogliere le varie proposte. L'articolo è di Raffaele Scottini. Si sente già l'atmosfera natalizia e l'amministrazione comunale di Feltre sta iniziando a gettare le basi per programmare le iniziative delle prossime festività, rilanciando una serie di animazioni per portare alla città dei risultati in termini di ricaduta turistica, con traino anche per il settore commerciale duramente colpito dall'emergenza coronavirus. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l'intenzione è quella di riproporre l'illuminazione artistica, che era piaciuta molto nel 2020, di tornare a utilizzare le vetrine sfitte in centro storico, oltre a proporre nuove attività, finalizzate appunto a valorizzare la città sia per i residenti che in chiave di richiamo per i visitatori. A tale riguardo, nelle prossime settimane verranno definite nel dettaglio i programmi. E nel frattempo la Giunta Comunale ha dato il via libera all'iter per l'organizzazione di un mercatino di Natale con l'obiettivo di favorire la vita sociale, culturale e aggregativa del centro e di tutta la città. Andiamo ancora avanti, rimaniamo in territorio feltrino, in questo caso siamo a Pedavena, dove la birreria amplia il magazzino, capannoni più alti di 12 metri. Il volume dell'edificio non ci spaventa, dice l'assessore competente, in questi anni l'azienda ha investito quasi 14 milioni di euro, ne scrive sempre Raffaele Scottini, che spiega appunto che nascerà un nuovo magazzino per lo stoccaggio automatizzato dei fusti allo stabilimento della fabbrica di birra. Ieri il Consiglio Comunale ha dato l'autorizzazione in deroga alla distanza dalla strada per i lavori e il passaggio che di fatto sblocca l'avvio dell'intervento a coronamento di un percorso partito circa 6 mesi fa e una collaborazione con il gruppo Castello. Si tratta di un ampliamento che fa seguito all'innovazione introdotta dall'azienda per il sistema di imbottigliamento, che andrà progressivamente a sostituire i fusti metallici con altri in plastica riciclata. L'articolo continua poi anche con le dichiarazioni dell'assessore all'urbanistica e attività produttive Cristiano Velo. Il fatto che una ditta così importante faccia ulteriori investimenti sul sito di Pedavena significa che si è fidelizzata sul territorio e che trova nel marchio Pedavena e Dolomiti un'attrattiva commerciale, quindi questo ulteriore passaggio è valutato positivamente. A pagina 25 c'è un articolo che riguarda gli ormai annosi e estenuanti problemi che coinvolgono la regionale 203 verso la Gordina, la 203 a Gordina, lavori alla stanga addirittura, li finiremo entro stasera. Veneto Strade rassicura, saranno rispettati i tempi nonostante il maltempo, la pioggia battente aveva spinto nei giorni scorsi
a rinviare la chiusura. Ricordiamo che la strada è stata chiusa in località La Stanga dopo la caduta di massi che si era verificata il 20 settembre. L'articolo è di Gianni Santomaso. Entro questa sera i lavori di ripristino delle barriere paramassi lungo la regionale 203 in località La Stanga saranno finiti. Ne è convinto il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, che spiega come il maltempo abbia rallentato le operazioni, ma non stia impedendo alla società che gestisce la strada di rispettare i tempi preventivati. In vista dell'ondata di maltempo, lunedì era arrivata la comunicazione che la strada sarebbe rimasta aperta anche martedì, che era la giornata prevista di chiusura per il termine dei lavori. E sempre per la pioggia che impediva di dare il via al cantiere, il transito è stato consentito anche mercoledì. Complice il maltempo, abbiamo dovuto spostare di un altro giorno la partenza dei lavori, ha detto Vernizzi, ma finiremo comunque entro i tempi, quindi entro stasera dovrebbero essere terminati appunto gli interventi alla Stanga lungo la Gordina. E poi un caso che è stato diffuso ieri, siamo a pagina 27, in questo caso è arrivato un comunicato stampa dai carabinieri di Bressanone che hanno segnalato un caso appunto curioso, se così si può dire. Inseguito Sperona l'auto dei carabinieri, ventenne a Gordino arrestato a Bressanone, bloccato con droghe, denunciato mercoledì sera dopo aver gettato scompiglio in Val di Sarco, è stato ribloccato ieri. C'è appunto questa cronaca che riporta le rocambolesche vicende. Arrestato in Alto Adige per resistenza pubblico ufficiale e furto dopo aver gettato lo scompiglio in mezza Val di Sarco. Il ventenne a Gordino, già noto alle forze dell'ordine bellunesi, è stato accusato anche di una lunga serie di altri reati. Dalle 21:15 di mercoledì fino alle 11 di ieri il ragazzo Gordino ha costretto i carabinieri a 2 vaste operazioni di ricerca nell'ambito di tutto il territorio della compagnia di Bressanone. Si spiega appunto che il ragazzo è stato accusato anche di furto d'auto. La fuga a Bressanone è durata poco perché il giovane, forse sentito il suono delle sirene, si è infilato in una strada secondaria del comune di Varna. Immediate ricerche in zona da parte dei militari dell'Arma hanno permesso di trovare un ragazzo a piedi perfettamente corrispondente alla descrizione che era stata fatta dalla donna che lo aveva segnalato. Addosso gli è stato trovato un documento di identità riportante dati diversi da quelli che aveva dichiarato poco prima. Una sfilza di contestazioni sono state appunto avanzate nei confronti del giovane denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione di autoveicolo, false dichiarazioni sull'identità personale, detenzione di droga ai fini di spaccio, rifiuto di sottoporsi al controllo sull'assunzione di stupefacenti e infine sanzioni per guida senza patente. Una volta completati gli atti il ragazzo è stato lasciato andare in piena notte e ieri mattina si è reso protagonista ancora di diversi reati e alla fine è stato arrestato, trovato ancora in possesso di hashish per circa 15 grammi ed è stato quindi arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Leggiamo un ultimo articolo qui su Corriere delle Alpi prima di passare al Gazzettino. Ci spostiamo in questo caso in Cadora, Cortina. Via libera all'unanimità alla variante di San Vito. Partono le operazioni di esproprio, poi si procederà all'appalto dei lavori. ANAS ha raccolto le 3 modifiche principali chieste da amministrazioni e cittadini. L'articolo di Alessandro Segafredo. Inizia appunto così: approvato all'unanimità il punto inerente alla variante che ANAS realizzerà alla statale 51 di Alemagna a San Vito. Ieri sera in Consiglio Comunale è stato approvato dagli 8 consiglieri presenti l'ordine del giorno che ricalca il decreto del maggio scorso di Andrea Gemme, presidente di ANAS, che dà così avvio alle operazioni di esproprio che mancano. A spiegare il progetto, le sue modifiche, l'iter e le tempistiche è stato il dirigente dell'area tecnica di ANAS responsabile del procedimento. Il cantiere verrà aperto l'anno prossimo, ora si lavora su 2 fronti. Da un lato il progetto esecutivo che è quasi terminato e che contempla migliorie e dall'altro agli espropri, poi si procederà all'appalto delle opere. Come anticipavo passiamo al Gazzettino che nell'edizione del Nord-Est apre su quelli che sono i nuovi provvedimenti del governo per far fronte alla pandemia Covid.
Cinema, stadi, sci, così si riapre. Il governo accelera, teatri pieni al 100%, impianti sportivi all'aperto al 75%, discoteche ok ma al 50%. Le nuove norme in vigore da lunedì. Per cabinovie e funivie tempi più lunghi, ipotesi 80% di capienza. E c'è poi un articolo a pagina 5, sempre dell'edizione del Nord-Est, che spiega, esplicita quelle che sono le misure anti-Covid. Cinema e teatri pieni, sia le discoteche al 50%. Merito del Green Pass, si legge tra virgolettato riportando una dichiarazione del primo ministro Draghi. A quasi un anno di distanza dalla loro chiusura ripartono anche le discoteche. Per ora al chiuso solo al 50% della capienza con impianti di areazione adeguati, oltre all'obbligo di Green Pass, ma è pur sempre un primo significativo passo avanti. Non si tratta però della sola novità contenuta nel decreto varato nella serata di ieri dal Consiglio dei Ministri. Al suo interno, in zona bianca, ma già a partire dall'11 ottobre, trovano spazio anche l'estensione al 100% dei posti occupabili in cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Un allentamento che, come sottolineano proprio dal governo, è possibile solo grazie alle politiche adottate sul Green Pass. Come dicevamo, appunto le discoteche riaprono ma solo al 50%, per quanto riguarda invece cinema, teatri e musei la capienza sale al 100%, vale a dire che in zona bianca e il Green Pass obbligatorio in questi contesti si potrà derogare anche al metro di distanza finora necessario tra gli spettatori. In zona gialla invece si torna al limite del 50% degli accessi e la necessità che i posti a sedere siano preassegnati. Per quanto riguarda gli stadi, con Green Pass, mascherine e distanziamento sempre obbligatorio in zona gialla, la capienza consentita è ora estesa a un 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso, si legge nel testo. Per quanto riguarda lo sci e le regole per le regioni, gli enti limiti agli ski pass in zona gialla, obbligo di Green Pass, aumento della capienza dell'80% per funivie e cabinovie, nessun limite agli ski pass giornalieri nelle zone bianche e gialle. Sono le principali richieste contenute nella bozza elaborata dalle regioni per l'apertura della stagione dello sci ormai imminente. Aggiornamento che era all'ordine del giorno della riunione della conferenza delle regioni e appunto l'apertura degli impianti prevista per il 16 ottobre, sarà a Cervinia a inaugurare la stagione invernale sulle Alpi, ancora da definire le modalità per il ritorno dello sci dopo lo stop imposto dalla pandemia. Andiamo avanti, ci spostiamo all'edizione di Belluno del Gazzettino. Il titolo di apertura è dedicato al rischio Covid e ad altre fiere cancellate, come si legge. Il prefetto chiama i sindaci, consegna un vademecum, Santo Stefano annulla l'evento, non riusciamo a garantire i servizi, e c'è un approfondimento a cura di Davide Piol. Eventi e fiere a rischio, i sindaci dal prefetto. Spiegate ai primi cittadini tutte le regole sulla sicurezza e anticontagio, gli amministratori che organizza ha poca consapevolezza dei rischi penali. In quasi 800 anni di storia, inizia così l'articolo, la Fiera dei Santi di Santo Stefano di Cadore è saltata 2 volte, nel 2018 a causa di Vaia e nel 2020 per il Covid. Quest'anno purtroppo accadrà di nuovo. Il sindaco Oscar Meneghetti ha dovuto vietarla perché non c'è personale. Con le norme sempre più stringenti in materia di fiere, sagre e feste non si può più scherzare, altrimenti si rischia di cadere in ambito penale. È emerso anche questo ieri sera a Palazzo dei Rettori nell'incontro voluto dal prefetto con i sindaci del territorio e i vigili del fuoco per fare il punto sulla questione sicurezza nelle pubbliche manifestazioni. La mancanza di personale non è l'unico motivo che ha spinto all'annullamento della fiera di Santo Stefano. Il Covid circola ancora, anche se con numeri fortunatamente bassi, e il paradosso è che mentre riaprono le discoteche e in generale i luoghi di ritrovo, le sagre delle piccole realtà vengono congelate e rinviate. Non abbiamo una persona in isolamento, ha confidato il sindaco di Santo Stefano. Pensa se durante la Fiera dei Santi arrivano quelli della pusteria che girano senza mascherina e ci appiccicano il Covid. A preoccupare Meneghetti, tuttavia, sono le nuove linee guida sugli eventi. Noi siamo presi con le bombe, non abbiamo personale e arrivano 3.000 persone, dove le metti?
Sono stato attaccato da molte persone perché in quei 2 giorni l'economia si sarebbe risollevata, ma non ci sono nemmeno i servizi minimi. Il prefetto ha illustrato le linee guida per i grandi eventi, appunto, durante l'incontro, tenendo conto dei 2 grandi pilastri normativi in materia di sicurezza e anticontagio. Le norme si sono inasprite con la circolare, con l'ultima circolare, anche quella Gabrielli del 7 giugno 2017, quindi al di là del Covid, nata a seguito dei fatti di Torino che aveva causato un morto e centinaia di feriti a causa della calca in piazza, quindi regole più ferree e più severe che si inaspriscono appunto con, con la questione pandemia e con le problematiche legate al Covid. Come dicevamo prima, domani si celebra l'anniversario 58esimo della tragedia del Vajont, sono i giorni della memoria, domani l'anniversario, si legge nel titolo. Il sindaco Roberto Padrin di Longarone andrà a Roncade per il gemellaggio nato dal calcio, messe e cerimonie, poi alle 22:30 al triste rintocco delle campane. L'articolo di Giovanni Santin si articola tra Longarone, Erto Casso, Vajont, la Trevigiana, Roncade e Roma, il programma di domani, sabato 9 ottobre, 58esimo anniversario del Vajont, mentre ieri, giovedì, il cimitero di Fortogno ha ospitato la visita di una rappresentanza delle scuole del territorio e oggi, venerdì, il regista Renzo Martinelli incontrerà la popolazione in occasione del ventennale del film Vajont, da lui diretto. Per domani, sabato, il programma prevede la celebrazione di 9 messe a Podenzoi, a Casso, a Erto, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, appunto nella chiesa di Longarone, alla chiesa di Sant'Antonio, al Colomber, presso la diga sul sagrato della chiesa di Pirago, a Codissago, al cimitero di Fortogna e al Vajont. Sempre al cimitero di Fortogna alle 15 è prevista la commemorazione civile, alle 15:20 la deposizione di corone da parte dei comuni di Longarone, Erto, Casso e Vajont. E con questo articolo che riguarda appunto l'anniversario del disastro, della tragedia del Vajont, andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo come sempre puntuali domattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Continuate a seguirci sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ci risentiamo, ci rivediamo prestissimo. Arrivederci, buonissima giornata e buon fine settimana.